Quinta corsa, una bella prova per cavalli di 3 anni. Sono in 7 dietro le ali della macchina con il numero 1 Ela Linda Enrico Bellei, 2 Eagle Man Orlando Orlandi, 3 Elodie Antonio Di Nardo, 4 EUAB Federico Esposito, 5 Eolo Jet Alessandro Gocciadoro, 6 Elettra Pizza Carmine Piscuoglio, in seconda fila 7 Eleomeda Jet Natale Cintura. Autostart che entra in retta per lasciarli e allo stacco dal largo prova a saltarli tutti Elettra Piz, all'interno c'è Eagle Man che prova ad opporsi all'attacco della rivale, Eagle Man in vantaggio, Elettra Piz che prova a insistere all'esterno, poi è la Linda avanti ad EUAB, Eurojet, Leomeda Jet e Elodie. Si completano i primi 200 metri di corsa con Elettra Piz che cerca di ritrarsi in seconda posizione allo steccato avanti ad Ela Linda e ci riesce, mentre sbaglia EUAB. Progredisce all'esterno Eolojet, 14-1 la spesa numero iniziale 4 Eva B del leader squalificato. Eagle Man per prendere la testa e difendersi dall'attacco di Elettra Piz. 29-9 il primo quarto di gara. Eolojet arriva al lato di Elettra Piz scavalcando Ela Linda, poi sempre Eleomeda Jet ed Elodie alla retroguardia. I primi 600 metri di Eagle Man passati in 45-6. Il leader cerca di tenere a distanza Eolojet che è arrivato accanto ad Elettra Piz e prova a progredire ulteriormente ora, e la Linda in quarta posizione sempre avanti ad Eleomeda Jet e Elodie. 1 minuto e 5 decimi la metà gara del figlio di Trixton che prosegue in vantaggio, Elettra Piz che lo segue, Eolojet che prova ad impegnarsi maggiormente ora al largo, 1.15.4 il primo chilometro, e la Linda che sposta dai birilli e si muove in proiezione esterna. Intanto Eagle Man continua a scappare da Eolojet, la retta opposta alle tribune in 14,5. Eagle che si difende, Eolo che attacca, cala Elettra Piz, viene in mezzo alla pista e la Linda. Poi Elodie che prova la progressione, Eolojet è arrivato ad apparecchiare completamente Eagle Man sotto la pressione esterna di Ela Linda, la retta d'arrivo con Eolojet che passa, toglie i tappi per reggere la botta di Ela Linda che arriva a centropista, e la Linda che copre Eolojet, e la Linda che vince nei confronti di Eolojet. Al terzo posto finisce bene Elodie. 1.59.1, 1.14.1 il ragguaglio cronometrico, e la Linda per il signor Raffaele Cantelli. Il training di Lamberto Barbieri e di Vincenzo Gianmarinaro, la guida di Enrico Bellei, percorso d'attesa per la figlia di Royal Blessed che piega nel finale, un comunque valido Eolojet che aveva debellato le resistenze di Eagle Man, ma si deve accontentare del secondo posto. Al terzo, a sorpresa, Elodie, 1.53 in numeri, l'arrivo della quinta.